Buonasera. Dopo la chiusura dell'ambulatorio per immigrati irregolari all'interno dell'ospedale civile di Pordenone, il nuovo sindaco Claudio Pedrotti vorrebbe riaprirlo. A Pordenone questa struttura è stata chiusa, mentre sono sempre funzionanti quelli di Udine, di Trieste e qui vicino a noi quelli di Treviso. Ovviamente la Lega non si è fatta sfuggire questa opportunità di solleticare gli spiriti animali di molti contro le intenzioni del sindaco. Le argomentazioni usate non so se definirle ridicole oppure vergognose. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Narduzzi ha bollato questa volontà del sindaco come una vergognosa boutade. Poi ha esibito tutto l'armamentario propagandistico leghista dichiarando che i clandestini devono essere rispediti a casa. Siamo al paradosso, non solo non li espelliamo, ma ci sobbarchiamo i costi delle loro cure, a prescindere da quali siano. Non parlo solo di prestazioni urgenti, ma anche degli interventi più banali, come la pulizia dei denti. E mentre i nostri cittadini fanno la fila e pagano, i clandestini usano corsie preferenziali tenute in piedi dal denaro pubblico. Poteva continuare magari dicendo che hanno anche il personale medico più preparato rispetto ai poveri pordenonesi e il cerchio si sarebbe chiuso. Il pensiero narduziano su questo problema è del fantastico. Dichiarare che regalare prestazioni mediche ai clandestini è abominevole dal punto di vista concettuale. Mi pare davvero un'uscita degna di un Pol Pot. Certo, questo populismo d'accatto, questa demagogia da tanto al chilo, tanta xenofobia sparsa a piene mani dallo statista roveredano farà sicuramente raccattare qualche voto in più alle persone più semplici, ma se si guarda il problema con occhi senza il filtro dell'ideologia leghista, la questione cambia aspetto e natura. Innanzitutto garantire l'assistenza in questi ambulatori allestiti all'interno dell'ospedale civile di Pordenone sono medici e infermieri volontari che prestano la loro opera gratuitamente in collaborazione con la Caritas, per cui i costi della struttura, con buona pace di Narduzzi, sono valutabili in circa 5.000 euro, all'anno. A me pare che sia un costo accessibile. E poi andiamo alle questioni più concrete. TBC, scabbia, AIDS e altre malattie contagiose endemiche in certe zone del mondo più povero, molte delle quali ormai scomparse nel nostro paese, potrebbero riprendere vigore se non venissero tenute sotto controllo anche da queste strutture. Se poi le minacce di mobilitare i militanti leghisti per sbarrare il passo a questi immigrati bisognosi di cure mediche e denunciarli poi alle autorità competenti per lo status di irregolari, è chiaro che questi sarebbero costretti a rivolgersi a qualche ciarlatano praticone, con tutti i pericoli per la salute pubblica che questo comportamento porta con sé. Per cui, oltre che curare persone in difficoltà, questa struttura sanitaria è utile per governare il fenomeno immigrazione dal versante salute, che potrebbe, se non monitorata, mettere in pericolo la salute di tutta la popolazione residente. E poi c'è un limite anche alla propaganda politica della Lega. Quando Narduzzi tuona che vorrebbe rispedire a casa i clandestini, è giusto ricordare che il ministro dell'Interno preposto alla sicurezza e quindi anche sull'immigrazione è il leghista Maroni. Per cui su un problema così grave che tocca i diritti essenziali dell'uomo sarebbe corretto che lo statista roveredano la smettesse di usare questi slogan logori e scorretti. Certo, per me sarebbe facile allinearmi con coloro che vorrebbero tenere chiuso l'ambulatorio. Ho visto il risultato del sondaggio di Telepordenone che chiedeva se eravate d'accordo sull'apertura dell'ambulatorio. Il 95% ha risposto no. Ma se le mie brevi poche considerazioni solleveranno qualche dubbio, a qualcuno di quel 95% ne sarei felice. Come sarei felice se la curia pordenonese prendesse una posizione decisa su questo problema. Non credo che le parole di Narduzzi si possano definire cristiane. Non credo che basti chiedere che il crocifisso sia mantenuto nei luoghi pubblici per chiamarsi difensori dei valori cristiani. Credo fermamente che oltre la metà dei telespettatori di Telepordenone, che sono contrari all'apertura di questo presidio medico per poveri cristi, si dichiarano dei buoni cristiani e che vanno a messa nelle feste comandate. Ma se la curia pordenonese prendesse una posizione evangelicamente ferma su queste tematiche, le tesi xenofobe delle leghiste troverebbero meno spazio nei cuori e nei cervelli dei cittadini che si professano cristiani. Arrivederci a mercoledì prossimo.